alla quarta giornata di Strangios, testimoni del nostro tempo. Questa sera avremo ospiti Barbara Corun e Ada Salas, due poetesse. Oggi il reading è a cura dell'Associazione Musicale Giuseppe Verdi di Serramanna. L'associazione nasce nel 66. Fu infatti in quell'anno che il provveditore agli studi di Cagliari concesse un corso di orientamento musicale ad indirizzo bandistico tenuto dal maestro Giuseppe Carboni di Samassi, al quale si deve la fondazione dell'attuale Associazione Musicale Giuseppe Verdi e il merito di aver creato le basi per una scuola di musica e di una banda a tutt'oggi presente nella realtà del paese. L'anno successivo, il 4 novembre 1967, la banda esordisce col suo primo concerto in occasione della commemorazione dei caduti in guerra. Il 1969 vede un cambio di direzione, in quanto il maestro Carboni lascia il suo posto di direttore. Si succederanno diversi maestri, fino al 2017, anno in cui la direzione passa all'attuale maestro Gianmarco Todde. La banda musicale Giuseppe Verdi ha intrapreso un nuovo percorso di crescita finalizzato allo studio del repertorio originale per banda, sia per la realizzazione delle consuete attività annuali, sia per la partecipazione a future esperienze, anche competitive, in Italia e all'estero. Il primo brano che andremo ad ascoltare si chiama Requiem for the Captive Condor. Questo brano è stato commissionato nel 1993 dalla città di Sittard, nei Paesi Bassi, ed è dedicata a Charles Belten, poeta del XIX secolo che lì ha avuto i natali. Al tempo Sittard non riconobbe il valore del concittadino, accogliendo con indifferenza i suoi ardori romantici. Beltens, solitario incompreso, spesso si definiva un condor captive, un condor prigioniero, appellativo che è anche il titolo di una poesia da lui scritta nel 1870 a Parigi, dove si parla di un condor imprigionato in una gabbia. Ed è al Belten Captive Condor, appunto, che è dedicato questo requiem. L'autore del brano è l'olandese Hardy Mertens. Buon ascolto e buona serata a tutti.
Il primo incontro di oggi con Barbara Corun è coordinato da Michela Rigi. Laurea in storia dell'arte, docente presso la scuola secondaria, attiva nell'associazionismo, vicepresidente dell'Associazione Culturale Aleteia, vive a Serramanna. Traduce per noi Daniela Vendrame. Buona serata. Buonasera a tutti, siamo onorati e lieti di avere qui con noi la poetessa slovena Barbara Corun, una delle figure di spicco della poesia slovena. Barbara ci presenterà i suoi 2 primi libri tradotti in italiano. Voglio parlare di Te notte monologhi del 2013 e Odore umano del 2021. Entrambi tradotti da Jolka Milic e pubblicati dalla Multimedia Edizioni. Barbara risiede tutt'oggi a Lubiana, la capitale slovena, è laureata in slavistica e letterature comparate, docente di lettere, è saggista, critica letteraria, critica teatrale, infatti ha lavorato anche in diversi teatri sloveni, tra cui quello nazionale sloveno come consulente linguistico, e poi una bravissima poetessa, e a noi quello interessa oggi. Ha scritto tantissime raccolte di poesie. Vorrei nominare la prima che tu hai scritto, quella del 1999, Ostrina Miline, che poi ha dato il via alle altre sue raccolte di poesie. Ha ricevuto tantissimi premi, proprio Ostrina Miline è stata premiata come miglior opera alla Fiera Nazionale del Libro e poi ha ricevuto anche il premio internazionale Casa della Poesia Regina Coppola. Le sue poesie sono presenti in tantissime antologie nazionali e internazionali ed è tradotta addirittura in 24 lingue. Quindi un artista a 360 gradi abbiamo qui con noi oggi. Allora, quello che vorrei chiedere a Barbara oggi inizialmente è questo: vorrei che lei ci dicesse come ha iniziato a scrivere le sue poesie, se c'è stato un evento speciale, un momento speciale che ti ha spinto a farlo e quali sono i tuoi poeti di riferimento che ti hanno accompagnato nella scrittura delle tue opere. Začela sem ne pisati, ampak sorry. So I started to make poems in my childhood already, just that they rhymed. So that playing with words was something that all family would do. So Ha iniziato nella sua infanzia a giocare con le rime ed è qualcosa che comunque tutta la sua famiglia faceva. I learned myself to read and write because I had older sister and she knew how to do it and I didn't, and I insisted that she would learn me and before I went to school. Ecco, diciamo è grazie alla sorella maggiore che ha iniziato a insegnarle a leggere e a scrivere. Lei insisteva e ha voluto imparare prima di andare a scuola. So I was fascinated with written word and read a lot all my life. And the initiation came through the book I read with 12 or 13. This was Dostoevsky's Idiota. Ok, quindi è stata affascinata con la parola scritta sin da subito. E il primo libro che l'ha colpita, che le ha aperto il mondo è stato L'Idiota di Dostoevsky. And then I had, in high school, I had a teacher of art who had a special memory. He just read a book of poems and he could recite it by heart. Alle scuole superiori aveva un insegnante d'arte che aveva una buonissima memoria e quindi poteva leggere un libro o una poesia e ripeterla così a memoria. So he would recite Rilke in Slovene translation, William Blake, also Leopardi, of course Josip Mandelstam, Pasternak, Tsvetaeva. So, sì. And these were also mine. So my first
poets. Ecco, diciamo che tutti questi che hai elencato sono stati i suoi primi poeti. And for Slovene, I love still Srećko Kosovel is my first very, very interesting young poet. He died 22 years young. Allora, come poeta sloveno, il suo preferito è Srećko Kosovel. Srećko Kosovel, che è morto molto giovane, a 22 anni. Sì. And Dane Zajc, Tomaž Šalamun. And? Thomas? Tomaž Šalamun. Ok, un altro poeta sloveno. So, it. Allora, la tua poesia è caratterizzata da tantissimi elementi. Uno di questi è l'erotismo, che è il punto di partenza della tua anche prima opera, Ostrina Miline del 1999, e questo elemento ritorna anche nelle altre tue raccolte. Ma la tua poesia è caratterizzata anche da altri elementi, la sensualità, l'ironia, il dualismo, la passione, gli animali totemici che si ripercuotono in tutte le tue opere, e in particolare l'elemento femminile, la femminilità. Infatti Barbara si distingue proprio per aver portato alla ribalta la voce femminile dentro un contesto che tradizionalmente è dominato da una prospettiva maschile. E io ti vorrei chiedere questo: quali sono le sfide che hai incontrato in questa, diciamo, tua impresa di dar luce alla voce femminile? When I started to write as a teenager, there was no female writers, poets, just one, Svetlana Makarovich. So. Quando ho iniziato a scrivere da adolescente non c'erano poete donne, solo una. But I then discovered that there were, but they were not allowed, or they were not appropriate to be publicly laureated. Sì, ha scoperto che poi c'erano in realtà queste poetesse, però non erano considerate, non erano abbastanza brave secondo probabilmente la concezione comune per essere esposte al pubblico. And my generation of women poets started a movement to promote poetry, and mostly poetry of women. La sua generazione di poetesse ha iniziato a promuovere, è stata quella che ha iniziato a promuovere il movimento femminile di poesia. Because we discovered that among 30 of us, there were 10 doctoresse di lettera. Perché comunque hanno scoperto che tra 30 di loro, ad esempio 10, erano professoresse di lettere. And we decided that we will purposely promote the text of women writers. E hanno deciso di proprio di come si può dire? Hanno deciso di proprio fare fare poesia di donne. Il proposito era questo, solo femminile. To make an echo of our work. Fare un eco dei loro lavori, farsi sentire. So when we talk of femininity, I would say it perhaps differently. It's the view of on the world of women is of course different than of men, because their social role is different. Ok, quindi quando parliamo di femminilità, you said again the point of view? Yeah, The point of view, women. il punto di vista delle donne sulle donne ovviamente è diverso dal punto di vista degli uomini sulle donne, perché è una questione comunque di ruoli. Yeah, and not only sulle donne, but to the society. Quindi anche nei confronti della società, non solo sulle donne. Le donne hanno il loro punto di vista. And of course, here is also gender, which is different, and all kind of things that go together. Il genere è differente, tutte le cose che vengono con l'essere femmina o maschio. So when I was young, I missed the voice of the half of the world of people that were nowhere. Quando ero giovane mi è mancata la metà di questo del mondo, no? Di queste persone che non c'erano, non potevo trovare la voce femminile, non la sentivo, non c'era.
And probably that's why I wrote about that. E probabilmente è per quello che ho iniziato a parlare di questo, per dare voce a quello che non c'era. And about erotismo, it's my way of life, how I approach to life, to what is there. It's erotic. Per quanto riguarda l'erotismo, è il mio modo di approcciare la vita. Allora, Barbara non è soltanto una grande poetessa, una grande artista, ma anche una donna di grande sensibilità umana. Questo si evince bene nella lettura della sua ultima opera, appunto, Ore Umane, una di quelle che presenteremo oggi. Da tempo lei è infatti impegnata come volontaria nei campi di accoglienza profughi tra la Slovenia e la Croazia. E proprio nella sua ultima raccolta di poesie, Odore Umano, ripercorre il viaggio tra stazioni, sale d'attesa, aeroporti, mentre si reca appunto nei campi profughi. Io credo che in un momento storico come quello che stiamo vivendo, dove i temi di migrazione e accoglienza sono abbastanza attuali, credo che la poesia di Barbara possa essere vista come un ponte di umanità, di solidarietà, di comprensione, e credo che lei voglia trasmettere ai suoi lettori, almeno è quello che ho percepito io, che è importante ascoltare e vedere l'altro e soprattutto cercare di capire l'umanità che è presente in ogni storia. Questa esperienza per Barbara è stata sicuramente un'esperienza forte, un'esperienza indimenticabile, forse rimarrà per sempre dentro di te. Tant'è vero che Barbara, prima di scrivere il suo libro, ha avuto un momento di silenzio, non l'ha scritto subito, ha dovuto forse cercare di metabolizzare questa esperienza così forte, così forte, abbastanza. E quello che ti vorrei chiedere è questo: che cosa ti ha spinto a fare questo volontariato nei campi? Ci vuoi rendere partecipi di questa tua esperienza? What pushed you to do this experience? It's very simple. E poi soprattutto questa esperienza ti ha cambiato la tua scrittura, ti ha dato... Molto. It was very simple. It was some day in October that meadow in Slovenia, just near the frontiera, was full of people. One morning we woke up and there were 2,000 people there. And we need to do something to help them, to shelter them, to give them food. So I thought, in my family, my parents are too old, my sons were busy, so I can do that. And I went there to help. And I did that from October to summer next year. I went regularly, and this experience really shocked me, because I saw first the hope and the happiness in the eyes of people who managed to come so far in pursuit of their happiness and better life, and hope for the better life for their children. And it reminds me how poor people from my region, Karst, went to America for just the same reasons. And so they were very polite, very calm, very happy, very patient. And at the beginning, our society was very accepting. But since those people come and come and come, something changed. Like there's a certain fear or was more and more present. So I could see
that we didn't approach them as really as a human, because we wear masks and gloves, and it was somehow technicized. But again, there was a huge numbers every day going. It's not easy to make to bring food and water to 2,000 people at once, and to give them toilets, and let alone showers. There was no to help them. There were pregnant women. There were women who, I later worked also in a camp, which asylum, and especially with women and children. Allora, è molto semplice. Era un giorno di ottobre e ci siamo svegliati con 2000 persone alla frontiera e quello che mi sono detta è stato semplicemente: devo fare qualcosa, non possiamo stare qui a fare niente. E quindi mi sono impegnata per andare a dare una mano, a fare quello che potevo. Mi ha colpito come è cambiato un po' il trattamento da quando erano appena arrivati a dopo un po' di tempo. Ci avvicinavamo a loro con le maschere, con i guanti, insomma sì, è stata una vita nel campo molto particolare, e anche con le donne incinte. And that's, in a way, I have lost when I saw people, not seeing people in the commerce. I was shattered that my neighbor can not see human in the people who come. Ero distrutta nel vedere che i miei vicini non vedevano persone in queste persone che stavano arrivando, non li consideravano come esseri umani. Sì, and that's make me silent. I couldn't write poetry anymore for some years. E questo mi ha messa in silenzio e non sono più riuscita a fare poesia per degli anni. Mi ha sconvolto così tanto che... And then I tried to understand, as I talked yesterday with Valentina, who was in Sami camp in Norway. She really inspires people, inspired me. And she said that you have to open, not to judge, but to open heart and try to understand good and evil. Valentina ieri ha detto una cosa Valentina, la fotografa che ha parlato ieri alla serata, ha detto una cosa che mi ha segnato, ha detto che dobbiamo essere aperti, dobbiamo cercare di capire il prossimo ed essere disposti a farlo. So I tried this and I begin to write again, but in different tone. Quindi ho provato a fare questa cosa, ad aprirmi agli altri, però ho incominciato a scrivere, però in un tono differente. The tone would be that there is no happiness without pain and no beauty either. E il tono è che non c'è felicità senza dolore, e è la stessa cosa la bellezza, no? Non c'è bellezza senza il suo opposto. That both have to be there. Entrambi devono essere lì, devono esserci, il dualismo. Allora, io ora avrei una curiosità da chiederti prima di iniziare il reading. Tu spesso nelle tue poesie parli di luogo, non luogo, e lo sottolinea anche Giancarlo Cavallo nella prefazione di Odore Umano. Qual è il luogo della poesia per te? Luogo, the place. Thank you for that question. I think it's essential. I think that, as Hölderlin also wrote, that
the essence of human beings is poetry. L'essenza dell'essere umano è poetica. We are not born as human, we become human. Non nasciamo come umani, ma diventiamo umani. We Con la are poesia. educated and have to be educated in order to be human. And this is what I think perhaps a bit lacks in our society. We are not raising our children good. Per essere umano devi essere educato ad essere umano. Quindi è un percorso che devi fare. E secondo me nella nostra società non lo stiamo facendo, non stiamo crescendo i nostri figli in questa maniera. And I don't mean schools. E non intendo le scuole, But more important, it is what children see, what is around them, not what they are told. ma quello che è importante è quello che i bambini vedono intorno a loro e non quello che gli viene insegnato. So this, I think poetry, the essence of poetry is this humanity, this, I think, compassion, or as I agreed with Valentina yesterday, love. Because I told her, you are very courageous. And she said, no, I'm not. I just love. This is because of love for people. L'essenza della poesia è compassione, amore per le persone. Grazie Barbara, grazie per esserti aperta a noi. Ora ci sarà un piccolo reading dove Barbara leggerà una rosa di poesie che ha scelto nella sua lingua originaria, lo sloveno, e io le tradurrò in italiano. Euridika. Prišla sem in pojem. In moja pesem je luč, ki žene rože rast. In ljudi ljubit. Vse je mogoče, vse. Iz trebuha lije svetloba. Vse je odpuščeno, vse poravnano. Vsak list se giblje v ljubezni. Euridice. Quando arriverò, canterò. Il mio canto sarà luce che induce i fiori a crescere e la gente ad amare. Tutto è possibile, tutto. Dal ventre si espande la luce. Tutto è perdonato, tutto appianato. Ogni foglia si muove nell'amore. Ženska brez imena, Noetova žena po vesoljnem potopu. Že mesece, že leta ždim tu v podpalubju. Iz sočutja sem se spustila dol k stokajočim živalim. Temno je, vlažno in zatohlo, neznosen smrad. Krokodili odpirajo svoja zobata žrela, levi lačno rjovejo, kače sikajo. Nad vsem nemirni topot slonove moči. V začetku sem se bala teme in zvokov,
nedoumljivega mrgolenja biti, ki jih ne vidim, komaj slutim, miši, škorpionov, stonog, pajkov. Veliko in malo, vse se premika v pošastno skladnem gibanju, kot v nevidni vodi, temni in nerazumni. Postala sem eno z njimi, začutila naše skupno bitje, toplo, vlažno in zatohlo. 40 dni, 40 let, postarali smo se umirili v svoji žalosti, v svoji lakoti. Tu spodaj ni Boga. Iz varne sparine čakamo na bradati obraz nekoga, ki izpolnjuje Božje ukaze. Zaslišim hrup, Noe spušča živali na kopno. Prislonim obraz k razpoki med vrati in oblije me svetloba, ki sem jo že pozabila. Ko bo moj mož, ki je pozabil name, odprl vrata, mu bo v prsi, polne vetra in sonca, planila čreda živali, mnogo repato telo s tisoči bleščečih oči, ki se zgane ob vsaki slutnji. Prva jaz. Una donna senza nome, la moglie di Noè dopo il diluvio universale. Già da mesi, ormai da anni, me ne sto qui, zitta zitta, sotto coperta. Vi sono scesa dagli animali gementi, mossa da pietà. Fa scuro e umido, aria soffocante, un tanfo insopportabile. I coccodrilli spalancano le loro fauci dentate, i serpenti sibilano, i leoni affamati ruggiscono. Tutto questo è sovrastato dall'agitato trambusto dei vigorosi elefanti. In principio mi spaventavano i suoni e l'oscurità, l'inspiegabile brulicare di esseri che non vedevo e avvertivo a stento, i ragni, i topi, i millepiedi, gli scorpioni. Grandi e piccoli, tutti si muovono in un mostruoso moto armonico, come in un'acqua invisibile, tenebrosi e irrazionali. Sono diventata con loro un'unità, intuendo la nostra comune essenza, calda, umida e asfissiante. 40 giorni, 40 anni. Siamo invecchiati, ci siamo rassegnati alla nostra tristezza, alla nostra fame. Qui sotto non c'è Dio. Protetti dalle esalazioni aspettiamo la faccia barbuta di qualcuno che osserva i comandamenti divini. Sento dei rumori. Noè spinge le bestie sulla terraferma. Appoggio il viso alla fessura tra la porta e mi inonda la luce che avevo già dimenticato. Quando mio marito, che si è scordato di me, aprirà la porta, contro il suo torace pieno di vento e di sole si avventerà un branco di animali, un corpo dalle molteplici code con migliaia di occhi scintillanti che si eccita o sconcerta ad ogni presagio. Per prima io. Montagna a Sizifo. Vališ skozi moje sanje skalo. V snu ječi moje telo. Moje srce vališ.
Tvoje oči sta dve reži teme. Pod vrhom presenečenje, zmeraj znova. A ti se poženeš za skalo kot žival, srečna v gibanju. Ko te dohitim, že sopeš v naporu, srečen. Vališ skozi moje sanje skalo. V drobovju mi odmevajo tvoji težki koraki. A Sisifo, attraverso i miei sogni in rotoli, il macigno, geme nel sonno il mio corpo, il mio cuore, rotoli. I tuoi occhi sono due fessure tenebrose, sotto la cima per me sempre una nuova sorpresa, ma tu ti precipiti dietro al macigno come un animale. Il corpo è felice di muoversi, quando ti raggiungo ormai ansimi dalla fatica, felice. Dva se slačita, slečeta obleko, sezujeta čevlje, snameta nakit in uro, do gole kože se slečeta. Se slačita dalje, z dlanmi božajoč si slečeta poklic, ime, vsakdanje navade. S potrpežljivimi poljubi svoje prejšnje ljubezni, svoje pričakovanja. Z globokimi ugrizi svoja leta, svojo slo. Spol slečeta drug drugemu z usti. Se slačita dalje. Si slečeta otroštvo, to traja najdlje. Očeta, mamo, izmivata s trenjem, s telo ob telo, da spusti sok. Prihajata do temnega, nikoli prej poimenovanega. Za nazaj mu dajeta imena in jih sproti pozabljata, ko zagorijo. Se slačita dalje, skozi jok, smeh, stoke, krike, do neizmenljivega, telesnega onkraj rojstva. Gola sta. Due si spogliano, si tolgono le vesti, si sfilano le scarpe, si levano i gioielli e l'orologio, si denudano completamente. Continuano a spogliarsi con mani carezzevoli, si tolgono la professione, il nome, le abitudini quotidiane. Con baci pazienti si liberano dei loro amori, trascorsi delle loro attese. Con morsi profondi si disfano degli anni della loro passione. Con la bocca a vicenda si sbarazzano del sesso. Si svestono dell'infanzia per azione lunghissima. Si tolgono di dosso la mamma e il padre con energici lavacri, forti abbracci e strusciate, di corpo a corpo ed effusione di linfa. Raggiungo le tenebre mai nominate, alle quali danno a ritroso dei nomi, che man mano dimenticano quando si infiammano. Continuano a spogliarsi attraverso il riso, il pianto, i gemiti e le grida, fino all'innominabile carnalità, al di là della nascita. Sono nudi.
Odore umano. Ormai da giorni rimugino sul mio resoconto del lavoro svolto con i profughi. Non ce la faccio proprio a metterlo sulla carta quell'odore. Odore di gente, di creature umane. Quell'odore dolciastro. Un misto di urina, di vomito, di sangue mestruale, di sangue di feci, di sudore, di gente spaventata. Ormai da giorni rumino questo resoconto. Nei sogni il resoconto a ruminare me. Mi perseguita, insomma, come dire. Per loro tutto può andar bene. Il sudicio pavimento di cemento, i vestiti fradici, le interminabili attese in fila, esattamente in una fila, 2000 persone in un'unica fila, una dietro l'altra per ore e ore, per 2 pezzi di pane, pesce in scatola, una mela e mezzo litro di latte, per l'acqua, per mezzo litro d'acqua. Ormai da giorni rumino questo rapporto. Già, da giorni mi tormento come comporlo, insomma, come raccontare che la gente mi faceva segno. Sono affamato, sono affamata, siamo affamati, dimagriti, stanchi, sporchi, rassegnati. Come raccontare che li sorvegliavamo come i peggiori e i più pericolosi nemici, avvertendo la gente del luogo di non lasciar passare i loro animali dove erano passati loro. Potrebbero contrarre malattie terribili, la tubercolosi, il colera, la scabbia, i pidocchi. Neanche per sogno. Non sperate davvero che io vada a pulire le tende finché c'è anche uno solo di quella marmaglia infernale. Sbraitava una signora anziana mandata dai servizi sociali. Non voglio avere a che fare con loro, che tornino laddove da sono venuti, strillava a notte fonda, durante una delle notti più serene nel campo, svegliandosi di soprassalto dal placido sonno dei giusti. Come raccontare, come descrivere la scena iniziale quando son giunta per la prima volta alla fabbrica Betty la mattina presto prima dell'alba? Nei campi vicini silenzio, nebbia, in lontananza invece fasci di luce dei fari, elicotteri, suono insistente di sirene, veicoli della polizia, esercito con i loro furgoni e camionette armati, fino ai denti agenti specializzati con passamontagna nero sul viso e il casco in testa, muniti di giubbotti antiproiettile, mitragliatrici, rivoltelle sfollagente, scudi e volti mascherati. Perfino i membri del servizio umanitario con guanti e maschera da naso e bocca. Eppure dappertutto quell'odore intenso e dolciastro, odore umano, che non scorderò mai. Bellissima, grazie. Ok, adesso ci siamo commossi un pochino, in primis. Allora, non so se tra il pubblico c'è qualcuno che ha qualche curiosità da chiedere a Barbara, qualche domanda. Te la faccio io una domanda allora. Ah. Ah, sì. Ah sì, vai, ma lei capisce, vai, non ti preoccupare. Allora, innanzitutto grazie Michela per questa lettura molto commovente
La mia domanda è questa, nel senso, davanti a delle situazioni del genere così tragiche, come si trova lo spazio per la poesia? C'è ancora spazio in questo mondo per la poesia? It's your next probably tema, it's resistenza. So you find this power because of life force. Just that. Il prossimo tema probabilmente di Strangius sarà forse resistenza. La forza la trovi, diciamo, esce, ed è solo quello. And I think that this very beautiful festival, I'm here for the first time, but this warm feeling and care for each other, which I feel that is here, I think this is the best forma, the best way of resistencia, of this. And it just brings and nourishes life, this life force. So I'm really, really happy that I'm here and that I've heard Michela and I have known so many beautiful people. I've met beautiful people here. Il calore e la cura che ho notato in questo bellissimo festival in cui vengo la prima volta, questa forse è la migliore delle resistenze, no? È la cosa migliore da usare, è l'amore. Sono molto, molto felice di essere qui, di essere venuta e sentire questo. Grazie Barbara. Barbara, wait. We have a present for you. Adesso chiamerei Giacomo e Gianluigi per un piccolo omaggio a Barbara e Michela. Grazie Barbara, grazie Michela e grazie Daniela per averci tradotto le parole di Barbara. Adesso chiamerei qui Giuseppe